In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Alta attenzione tra Schifani e La Galla. I due non si sono mai presi bene e non perdono occasione per provocarsi. Caso clamoroso fu al congresso della ANM quando il sindaco di Palermo La Galla salutò tutte le autorità presenti, ad eccezione del presidente della regione Schifani. Il nuovo caso riguarda la nomina del sovrintendente del Teatro Massimo. La Galla ha proposto la conferma di Marco Betta e Schifani gli ha risposto polemico che la decisione va concordata e che non spetta alla Galla decidere da solo. 2 studentesse americane violentate a Siracusa. Un'altra violenza sessuale in Sicilia. 2 giovani di 18 e 19 anni hanno violentato nella notte di mercoledì scorso a Siracusa 2 studentesse americane. Le due in vacanza studio di un mese, dopo una serata trascorsa ad Ortigia, sono state avvicinate dai 2 giovani che le hanno prima separate e poi violentate in 2 luoghi diversi. Le 2 ragazze hanno subito denunciato l'episodio e i violentatori sono già stati identificati e fermati. Rimodulazione della rete ospedaliera siciliana. Il gruppo incaricato dall'assessorato alla salute ha stilato le prime linee guida per la rimodulazione della rete ospedaliera. Si prevede di ridefinire l'intera rete relativamente a posti letto e reparti, nonché ad ottimizzare reparti uguali in ospedali non troppo distanti tra loro, prevedendo cancellazioni ed ampliamenti. Prevista inoltre l'espansione della rete del pronto soccorso, anche all'interno di strutture private. Sicilia, la ripresa del turismo crea aziende e occupazione. La forte ripresa del turismo in Sicilia, 650.000 arrivi in più nel 2023, in aumento anche quest'anno, ha prodotto un notevole incremento delle attività e la conseguente crescita di addetti. Secondo Unioncamere Sicilia, nel primo trimestre di quest'anno le imprese del settore registrate sono aumentate di oltre 1.000 unità, con la relativa assunzione di oltre 7.000 lavoratori in più. Boom di visitatori nei parchi e musei siciliani. Nei primi 6 mesi del 2024 i siti culturali siciliani hanno registrato un successo straordinario in termini di affluenza e incasso rispetto allo stesso periodo del 2023, superando i 2 milioni di presenze. La sola Valle dei Templi di Agrigento ha registrato nei primi 6 mesi dell'anno circa 500.000 visitatori. Firmati i protocolli di legalità per l'autostrada Ragusa-Catania. Nell'approssimarsi dei lavori per l'autostrada Ragusa-Catania, firmati i protocolli di legalità relativi ai 4 lotti dell'opera. Firmatari la Regione Siciliana, l'ANAS, le prefetture interessate e i rappresentanti delle 4 ditte appaltatrici. Obiettivi: la prevenzione dei tentativi di corruzione e di infiltrazione della criminalità organizzata e la sicurezza sul lavoro. Nave cisterna per rifornire le città assetate. Una nave cisterna della Marina Militare è stata già individuata e allertata dalla Protezione Civile siciliana, d'intesa con la Protezione Civile nazionale, per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese. La nave si trova ormeggiata da Augusta, può trasportare fino a 1.200 metri cubi di acqua ed è pronta a salpare. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.